questa è la mano che ha stretto la mano del Santo Padre, di Papa Francesco. Allora, com'è andata? È stata un'emozione incredibile. Sì, ha stretto la mano del Santo Padre in occasione della benedizione della Lampada della Pace giù a Roma in udienza generale in Piazza San Pietro. Abbiamo scambiato 10 minuti di conversazione con il Santo Padre insieme alla delegazione degli Alpini di Vicenza, di Monsignor Padre Zaupa, di Monteberico e Giuseppe Ponza, presidente del comitato. Ecco, e allora in quell'occasione diamo la notizia ai nostri telespettatori. Che cosa le ha detto Papa Francesco? Che dobbiamo organizzare un viaggio di Sua Santità in terra vicentina. Avete capito? Il Papa sta cominciando a pensare di venire a Vicenza. Questa è una grande notizia. Eh sì, anche perché mi ha chiesto l'ultima volta che un Santo Padre è venuto a Vicenza e gli ho detto che è stato nel 92 con Papa Giovanni Paolo II, quando sono nato io, appunto nel 92. Ecco, quindi a questo punto toccherà a lei prendere i contatti con il Vaticano e cominciare a organizzare questa visita. Ho portato anche i saluti chiaramente del sindaco e presidente della provincia, insieme a tutti i saluti dei nostri cittadini, e mi sono incaricato di iniziare i collegamenti con la Santa Sede per organizzare appunto il viaggio. Ovviamente non le chiediamo tra quanto, perché è ancora presto, però possiamo dire che il primo passo è stato fatto con questa visita a Roma della delegazione vicentina con Leonardo De Marzo, che aveva la fascia tricolore che rappresenta il comune di Vicenza, ma poi appunto tutta la comunità vicentina. E allora diciamo che con questa mano che Leonardo Di Marzo non si laverà più. No, assolutamente no. Ecco, Assolutamente no. noi abbiamo lanciato questa notizia, il Papa sta pensando di venire a Vicenza, conferma? Assolutamente sì. Confermato.